Ecco, qui siamo all'Hotel Sole, qua il presidente dei scacchi regionali, signor Testolina, e insomma questo torneo è giunto alla 13ª edizione se non sbagliamo, e insomma ci racconti un po' come sta andando. Sembra come al solito un ottimo risultato. Questo è un ottimo risultato, si parte col botto come si dice, perché quando un torneo regionale a questi livelli parte con più di 100 partecipanti vuol dire che parte bene. Ci sono stranieri, ci sono molti giovani promettenti, c'è anche l'idolo di casa, Lorenzo Lodici, che è un maestro internazionale, oltre 2400 punti Elo, attualmente sta sfidando un altro giovane, sempre del Veneto, ma di Belluno, Barp, e quindi vediamo chi vince, molto probabilmente vincerà il torneo. Siete contenti dell'accoglienza di Chioggia? Sì, io vengo sempre molto volentieri a Chioggia perché inspiegabilmente trovo sempre bel tempo, trovo sempre bella gente, ospitali, e quindi è un divertimento perché noi ci divertiamo a giocare a scacchi. Bene, allora questa sera sapremo chi ha vinto allora. Certo, sapremo chi ha vinto e anche stiamo organizzando dei premi proprio per quelli che partecipano e per i giovani che riescono ad avere delle ottime qualificazioni in una determinata età, ecco, per cui è bene premiare chi si impegna, chi studia e fa risultato. Benissimo, grazie molte, a stasera allora. Arrivederci e Arrivederci, grazie. grazie.